E gruppo delle mamme, sono Carmela, mamma di Santino. Buongiorno, scusate per disturbo, solo che sono oggi totalmente casseriata, mamme, perché con questo tempo fa freddo, poi fa caldo, io non so come vestire il bambino più per la scuola. Allora oggi ho incontrato la mamma, quella del bambino cinese, la signora xilofona, e ci dissi, scusi, siccome ho sentito dire che i cinesi dice che non muoiono mai, penso, così mi dissero una volta, come vi vestite per non ammalarvi? Ed mi dissi, Camela, tu vesti il tuo figlio strato come cipolla. Così mi disse, per davvero, meno male che capisci il cinese e l'ho capito. Solo che tornai a casa, io le cipolle ce l'ho a casa, ce l'ho provate pure a picciriddu, ci imbeccaio tutte, ma fa una puzza da morire, mamme. Io capisco che sono altre culture, ma noi nella nostra cultura, picciriddu che fa fetici cipolle a scuola non ci possiamo andare. Che dite? Fatemi sapere, grazie. A parte che mi costa mancare assai perché ogni mattina ci mettere tutti sti cipolle, che poi magari ammuffano. Che fare? Cattare 40 cassicci per la settimana?